Amici Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Un presidio con assemblea pubblica per tenere alta l'attenzione su Superjet International di Testera. Non solo, che ci sia il sostegno massimo all'iniziativa da tutte le istituzioni locali, le forze politiche e i parlamentari eletti in Veneto. Team CISL Venezia, Fiamma CGL Venezia e Will Venezia hanno inviato una lettera a tutte le forze politiche della regione e della città metropolitana di Venezia, al presidente della regione Luca Zaia, al sindaco della città metropolitana di Venezia Luigi Brugnaro e a tutti i deputati e senatori veneti per difendere l'azienda del settore aerospazio, perché non è un attacco, dicono i sindacati, solo all'occupazione, ma al tessuto industriale e sociale italiano. Il presidio e l'assemblea pubblica si terranno giovedì 17 luglio alle 9:30 a Testera davanti ai cancelli di Leonardo e l'invito alla politica delle tre categorie sindacali metalmeccaniche è chiaro: partecipare. In relazione alla chiusura del Tribunale di Piazzale Roma a causa della mancanza di acqua, Veritas comunica di essere completamente estranea all'accaduto. I lavori per l'allacciamento della rete di Venezia, il nuovo acquedotto in costruzione al Tronchetto, sono interrotti da venerdì, in attesa dell'arrivo di una fresa, e comunque non interessano la rete del Tribunale. Il tubo dell'acquedotto che approvvigiona il Tribunale corre all'interno della sede di Veritas di Sant'Andrea ed è perfettamente fino al contatore, dice Veritas, dove finisce la responsabilità del gestore, quindi di Veritas. Oltre il contatore, per questa come per tutte le altre utenze, la responsabilità della manutenzione e del buon funzionamento degli impianti ricade sull'utente. Nel pomeriggio di l'altro ieri, la sezione di polizia locale del Lido di Venezia ha organizzato un nuovo servizio in abiti civili per verificare la segnalata recrudescenza di spacciatori nella zona del Gran Viale e aree limitrofe. Gli operatori, supportati dal pastore tedesco Varus, verso le ore 18 hanno notato movimenti sospetti di un soggetto magrebino, già noto agli uffici, che si spostava lungo il Gran Viale a bordo di un monopattino, effettuando evoluzioni e incontri ripetuti. Durante una sosta gli agenti lo hanno avvicinato, precludendogli le vie di fuga, e lo hanno sottoposto al controllo del cane antidroga. L'attività dava subito esito positivo. Nelle tasche dell'uomo sono state rinvenute 28 confezioni di cocaina e 9 confezioni di hashish contenute in una scatoletta di plastica. Il soggetto è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E sempre nella giornata dell'altro ieri a Mestre, il nucleo cinofilo antidroga della polizia locale di Stanza Marghera è intervenuto in Riviera Marco Polo, dove erano state segnalate presenze sospette. L'unità cinofila ha rinvenuto tra la vegetazione sulla sponda del canale oltre un etto di hashish. Le attività di controllo con l'unità cinofile proseguiranno nei prossimi giorni. Ringrazio gli agenti e le unità cinofile della polizia locale per l'intenso lavoro svolto quotidianamente su tutto il territorio comunale, spiega l'assessore comunale alla sicurezza Elisabetta Pesce. La lotta allo spaccio di stupefacenti rimane una priorità per la sicurezza e la salute della nostra comunità e l'azione sinergica tra pattuglie territoriali e unità cinofile si conferma efficace nel contrasto al fenomeno. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.